Sport. Ci troviamo al Palamura di Porto Torres per la gara 2 dei playoff scudetto di Serie A di basket in carrozzina, il ritorno della semifinale fra i padroni di casa di Porto Torres che sfidano i pluricampioni della Briantea 84 Cantù nella quarta edizione. Nelle ultime 4 partite fra queste due squadre si sono scontrate in 4 occasioni appunto. Questa è l'ultima delle 4, l'ultima solo nel caso in cui Cantù dovesse vincere. Ricapitolando, si sono trovate contro nella semifinale di Coppa Italia nell'ultima giornata di campionato in gara 1 7 giorni esatti fa, e adesso sono una di fronte all'altra. Anche quest'oggi, come ben saprete, ha sempre vinto al limite dello stravincere la Briantea 84 Cantù, squadra detentrice appunto della Coppa Italia che si è giocata qui a Porto Torres, oltre che campione in carica anche del campionato e anche strafavorita per la vittoria finale di questo torneo. L'altra semifinale si gioca fra Deco Group Amicaci Giulianova e Santo Stefano Sport. Siamo però concentrati su questa partita, possiamo fornirvi il quintetto delle formazioni. Partiamo dai giocatori canturini che schierano Geninazzi, Jan Sagar, Mariana Perez, Adolfo Damian Berdun e Simone De Maggi come 5 iniziali. Porto Torres risponde con Mosler, Bandura e Filipski che non escono mai, oltre a Luca Puggioni. Il quintetto è chiuso da Matteo Veloce, il ragazzo siciliano classe 2001, giovanissimo. Oggi sostituisce Oscar Jimenez, non disponibile per coach Sené, come lui anche il presidente del giocatore Bruno Falchi. Panchina formata dagli unici 3 giocatori a disposizione che non facciano parte del quintetto per coach Sené, sono Canu, Zichi ed Elia, che appunto potranno prendere parte alle rotazioni di coach Sené. Panchina lunga invece per Cantù. Fuori ci sono gente della qualità di Raurai e Santorelli, solo per fare 2 nomi. Intanto la prima palla è già stata scippata da quel Simone De Maggi che tanto bene ha fatto nelle Final Four di Coppa Italia giocate proprio qui a Porto Torres. Ancora De Maggi per cominciare al meglio questa partita. Sbaglia il primo tiro dall'arco. Stesso De Maggi corre a difendere contro Filipski, viene scelto di lasciar tirare Luca Puggioni. Perfetto il rimbalzo di Mosler che mette dentro i primi 2 punti di Porto Torres. Perfetto ancora una volta sotto canestro Dominic Mosler, si appoggia alla tabella, fa 2-0 con 45 secondi trascorsi sul tabellone. Ancora Berdun, mattatore della gara 1, 26 punti per lui, soli 20 minuti giocati, oltre ai 10 assist e gli 8 rimbalzi messi insieme. Sicuramente punta di diamante di Cantù, che fuori anche un certo Lorenzo Carossino che ha distrutto la difesa di Porto Torres nella final di Coppa Italia. Chissà quanto spazio coach Bernias darà a Lorenzo Carossino. Sagar, Berdun, dall'altra parte c'è De Maggi, eccolo servito, stessa posizione del primo tentativo, può sbagliare una volta, la seconda la mette dentro. Saranno guai per Porto Torres se non comincia a chiudere su Simone De Maggi. Per ora 2 punti per lui. Filipski, 10 secondi per concludere. Ancora Mateusz Filipski, va a prendersi questo tiro, poco ritmo per lui, la palla finisce sul primo ferro. Siamo già dall'altra parte però con Jan Sagar, prova senza però riuscire a portare in essere questo contropiede. Va invece a cercare la tripla Jacopo Geninazzi.
detto Jack. Anticipa troppo il tiro, non trova il modo di far scorrere il punteggio sul tabellone. Filipski veloce, fa il blocco. Filipski, è sublime la giocata di Mateusz Filipski, che pareggia i conti. Punteggio bassino in questi primi 2 minuti, 2 punti a testa segnati, quindi 4 pari. Intanto De Maggi, il rimbalzo è di Filipski, ha subito anche fallo Marek Filipski. Discuto anche abbastanza animatamente. Mosler è veloce, è una delle pochissime partite in cui parte da titolare, sicuramente la prima di queste final. Puggioni non sceglie di tirare, passa invece da Mosler, che un po' sfortunato, colpisce 2 ferri, la palla va fuori. E allora Geninazzi. Dall'altra parte c'è Sagar, arriva però un fischio dei direttori di gara, che per onor di cronaca vi diciamo sono Volpe da Savona, Zamponi da Macerata e la Stella da Mola di Bari. Batte De Maggi. Dentro c'è Geninazzi, che non si occupa però del pitturato, sceglie di andare da Sagar. Si torna da Geninazzi. Geninazzi va a prenderci questo tiro devastante quando sceglie di cominciare ad andare verso canestro. Jack Geninazzi. (6-4) più 2, quindi per Cantù, ma diventa subito più 1 Porta Torres per questa magia di Mateusz Filipski. Tanto ancora Geninazzi, quanta facilità all'interno del pitturato, non per niente parliamo della squadra campione in carica tutte le manifestazioni italiane, almeno per la prima volta negli ultimi 7 anni è rimasta fuori dalle Final Four di Champions League, avendo così la possibilità di concentrarsi di più sul campionato. Per ora è 8-7 con Sagar che sceglie di andare, anzi era Geninazzi che ha scelto di passare verso Sagar. Scelta sbagliata per ora, la Mosler già dall'altra parte, c'è infrazione di spinte. Per ovvi motivi i passi in questo sport sono appunto il fallo di l'infrazione di passi, è presa il posto si vede preso il posto dall'infrazione di spinte commessa proprio da Mosler. Intanto primi 2 punti anche per Mariana Perez, che fa più 3 Cantù, massimo vantaggio e 4,57 da giocare. Palla Bandura, blocco di Mosler, palla verso Filipski, 6 secondi per concludere. C'è arrivato il fischio del direttore di gara. Fischio a favore di Porto Torres, un fallo su tiro tentato da Mateusz Marek Filipski. 2 liberi per lui, la possibilità di portarsi a -1 dai campioni in carica. Dentro il primo. Dentro anche il secondo, perfetto ancora una volta Filipski.
segnò qualcosa come 39 punti nella prima partita di campionato, nell'andata di campionato fra queste due squadre. Devastante Filipski quando ha tempo e spazio. Intanto punto di Jan Sagar e 12-9. Bandura da Filipski. Il blocco di Mosler non basta perché c'è anche Geninazzi a dar fastidio. Palla fuori da Pugioni, 6 per chiudere. Prova a girarsi Filipski, lo fa prendendosi lo spazio per questo tiro meraviglioso. Marek Filipski. 11-12. Ancora più uno Cantu, ma Filipski è assolutamente dentro la partita, cosa che non successe quando ci fu da giocare la final di Coppa Italia. Assente ingiustificato quel giorno Marek Filipski. Intanto geniale il tracciante per Bandura, anzi si tratta di Mosler. Stesso Mosler che si affida a Bandura. Era un tiro per i 3 punti, la palla sbatte sul primo ferro e ritorna con il possesso per i giocatori di Cantu. De Maggi da Sagar, fuori per Geninazzi, ancora Berdun, non è finita, c'è lo stesso Berdun a rimbalzo, ancora Berdun verso il numero 14, anzi si trattava del 12, Jan Sagar. Minuti da giocare in questo primo periodo, 2 falli a testa per le due formazioni, 14-11 per Cantu. È il punteggio maturato in 7 minuti del primo quarto. Allenatore in campo Filipski che spiega a Pugioni schemi difensivi forse dimenticati negli spogliatoi. Pugioni ha già dimostrato però di poter dare più di una mano a questa squadra. Intanto arriva fischio del direttore di gara, fallo di sfondamento di Damian Adolfo Berdun. Parità pazzesca per lui in gara 1, non tanto per la quantità di punteggio, più per i soli 20 minuti giocati. Pazzesco Berdun. Tanto bellissima l'azione di Porto Torres, Pugioni, Bandura, Filipski, palla dentro. Tremendo, tremendo Filipski sotto canestro. Ha messo 11 punti fino a questo momento. Filipski che è mattatore quanto riguarda il punteggio di questo primo periodo. Intanto Cantu è ancora con un solo punto di vantaggio. Intanto Filipski, vediamo se sceglie di andare da 3 punti, va con il dribbling, la palla è buona per Dominic Mosler, l'ultimo tocco è di un canturino. Si ricomincia con la rimessa a disposizione di Pugioni, pochissimo però il tempo per concludere l'azione. Arriva subito appunto la sirena, non sarebbe neanche andato a buon fine il tentativo di Filipski. Intanto Mariana Perez fa sportellate con Filipski per guadagnarsi il posto all'interno dell'area difesa dai giocatori di Porto Torres. De Maggi fuori da Berdun, Berdun con una mano sola, solo il secondo ferro, e allora opportunità per Porto Torres di portarsi avanti. Filipski non sceglie di andare da 3 punti, va invece sotto canestro da Mosler. Non è mai una cattiva idea Dominic Mosler, bellissima l'azione di Filipski. Fintato il tiro, è andato sotto canestro dal compagno polacco, e
ha messo dentro il secondo vantaggio in questo primo quarto di Porto Torres, sempre +1. Intanto De Maggi dall'altra parte per Berdun, facilità disarmante, anzi si trattava di Jan Sagar. Ci perdoneranno gli amici canturini, a nostra discolpa le capigliature dei ragazzi in campo non ci danno una mano dalla nostra posizione. Intanto Porto Torres con Filipski fuori da Puggioni, non sceglie di tirare Puggioni, 9 secondi per chiudere, lo fa Filipski da una posizione che sembrava essere quella impossibile, la butta dentro, fa 17-16, primo quarto fantastico, punto a punto. C'è qualche problema per il direttore di gara con coach Bernia. Pronti comunque a vivere gli ultimi 31 secondi, forse qualcosina di più di questo primo periodo. Dentro Giulio Maria Papi con il 4 e anche Lorenzo Carossino con la maglia numero 22. Proprio Papi servito sotto canestro. Diciamo che abbiamo visto inizi peggiori. Bellissima anche la palla servita da Berdun, bisogna assolutamente dirlo. 17 per chiudere, la palla è verso Filipski, si fa vedere Puggioni in contropiede, Puggioni, palla corta, Mosler lo ha immaginato e va a chiudere il 19-18, 3 secondi per Berdun. Pazzesco Berdun, che tripla in ritmo. È finito il primo quarto, noi ci prendiamo una piccola pausa, restate con noi, torniamo subito. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Siamo dentro a 40 secondi dall'inizio del secondo periodo, perdonerete l'insicurezza nel finire del primo quarto, ci ha lasciato senza parole la tripla di Berdun. Capiamo sempre di più perché delle 16 partite giocate da Cantù in questo campionato siano arrivate 16 vittorie. Cantù che è anche un bacino di talento per i giocatori della nostra nazionale di questo sport. Sono in molti a giocare con la maglia azzurra che militano appunto qui a Cantù. Subito Berdun, subito con la tripla. È disarmante anche per noi Berdun, un giocatore pazzesco. Leader assoluto di questa squadra. Intanto Puggioni, tanto spazio per concludere Puggioni, non riesce ad andare sul tabellone e allora già dall'altra parte con Jack Gerinazzi che trova il
+7, massimo vantaggio per Cantù, che ha cominciato con un altro spirito. Questo secondo parziale, qua erroraccio di Filipski. Berdun, ancora da 3 punti Berdun. Stavolta sbaglia, ma sbaglia di pochissimo. Mosler da Bandura, Bandura a tirare. Sbaglia anche Bandura, non deve farsi prendere dalla frenesia Porto Torres, perché il primo quarto giocato è stato ottimo. Geninazzi verso Berdun, poi Carossino, che non ha ancora segnato punti in questa partita. Intanto arriva un fischio arbitrale non prima che Berdun mettesse dentro 2 punti. Tabellone da aggiornare, 28-19 il punteggio. Intanto chiama time out, coach Sene ne ha assolutamente bisogno. Il minuto per parlare con i suoi, che non hanno iniziato alla grande questo secondo parziale. Non si può dire lo stesso dei ragazzi allenati da coach Marco Bernia. Sono partiti fortissimo, anche perché quando hai un 14 così, Adolfo Damian Berdun, l'italo-argentino, tremendo, espertissimo, classe 81. Berdun sta giocando una partita eccezionale sotto tutti i punti di vista. Cantù da 3 punti tira con il 28%. Durante l'anno ha tirato con il 28%. Chissà se con queste final e con un Berdun così questa percentuale non possa che aumentare. Aggiornato il punteggio sul tabellone, 28-19 per gli ospiti, nuovo massimo vantaggio qua. Berdun in lunetta per chiudere il personalissimo gioco da 3 punti. Sbaglia Berdun. Era Geninazzi, tocca adesso invece a Berdun. Berdun sbaglia anche lui. Chiamato tecnico, quindi 2 liberi e possesso per Cantù. C'era sfuggito, chiediamo scusa. Intanto Geninazzi sotto canestro, ancora Jacopo Geninazzi. 30-19 più 11 per Cantù. Filipski è quello che serve a Porto Torres. Il problema è che Filipski continua a trovare il primo ferro. Intanto Papi, servito sotto canestro, a fortuna è dalla parte di Porto Torres. La palla sceglie di andare non verso la retina, bensì verso le mani sapienti di Dominic Mosler, che gira 2 volte su se stesso. A 13 secondi per concludere, sceglie di non tirare, va dentro da Filipski. 30-21. Partita interessante, diciamo così, anche per Mateusz Filipski. Geninazzi, Berdun, c'è Carossino da solo al centro, servito in questo momento. Carossino si prende questo tiro. Lorenzo Carossino, primi 2 punti anche per la partita dell'azzurro. Filipski
Va via anche a Carossino, mette dentro per Mosler senza fallo, la palla rimane fra le mani dei bianchi di Porto Torres. 12 per concludere, è arrivato un fallo fischiato dal direttore di gara. Tratta di Volpe di Savona, fallo commesso da Cantù. Semplice rimessa, primo fallo di squadra per Cantù in questo secondo parziale. Palla verso Filipski, 13 per concludere questa azione. Se ne frega Filipski, va a chiudere con questo tiro da 3 punti. Palla troppo corta, allora Adolfo Damian Berdun sceglie di tornare da Giaggerinazzi. Arriva un altro fischio del direttore di gara, partita spezzettata. Mancano ancora 6 minuti e 45. Ecco Berdun, anzi era Gerinazzi che andava da Berdun. L'ultimo tocco è di uno dei ragazzi di coach Sene. E allora palla Papi, poi Gerinazzi, Berdun ancora verso Gerinazzi, altro fischio del direttore di gara. Quarto fallo di squadra per rettifico. Fischiato tecnico a Cantù, fallo di Berenice. Mariana Perez. In lunetta ci va Mosler, anzi scusate, si tratta di Bandura. Ci va Christoph Bandura in lunetta, la prima volta per lui in questa partita, mani fredde. Sbaglia il primo tiro di volo, possesso comunque a favore di Porto Torres, con Pugioni che non tira, va invece da Filipski che sceglie Bandura, secondo ferro. Nuovo tentativo però con il rimbalzo catturato da Mosler. Palla verso Veloce, Veloce sotto canestro, Veloce! Timbre anche Veloce. 32-23, prova a farsi sotto Porto Torres, contentissimi tutti dei 2 punti del 2001 Matteo Veloce. Lo ricordiamo. Punteggio di classificazione pari a 1 per Matteo Veloce. Viene dalla Sicilia lui. Gioca anche con la squadra giovanile di Porto Torres. Pugioni si fa vedere Filipski, servito in questo momento, 9 secondi per tirare a disposizione di Mateusz Filipski. Addirittura un tiro difficilissimo, è andato a prendersi Filipski, forse aveva qualche secondo in più. Intanto la palla è verso Berdun che non pesta la linea, mette sotto per Carossino, sbaglia Carossino ed è una notizia. Poi c'è Papi, sbaglia anche Papi, poi ci pensa Filipski a stoppare Giulio Maria Papi. Mosler verso Bandura, palla toccata da Berdun. Allora si ricomincia con 5 minuti esatti da giocare. 32-23 per Cantù e Pugioni che mette dentro anche per lui i primi 2 punti di questa partita. 32-25, meno 7. Porto Torres che regala qua. Rimessa a Cantù, tanto spazio per Berdun. Altro fischio del direttore di gara.
Quarto fallo di squadra per Porto Torres, stavolta non abbiamo dubbi, per fortuna. Palla verso Papi che la gira per Geninazzi, si torna da Berdun, sotto per Carossino, azione totale di Cantù, la palla alla fine la strappa Filipski, lo fa però concedendo rimessa a Cantù. Verdun, Papi, ancora Verdun, fuori da Carossino, sotto per Geninazzi, Jack Geninazzi fa 34-25, 4-15 da giocare, secondo quarto importantissimo quello che sta giocando la Briantea 84 Cantù. Pugioni, sotto canestro da Filipski che si prende un po' di tempo, poi tira, tiro che probabilmente è arrivato dopo il fischio del direttore di gara. No, canestro valido, 34-27 dice il tabellone, quindi Filipski ha dalla sua potenziale gioco da 3 punti che mette dentro, fa 34-28 e adesso è meno 6 per Porto Torres. Verdun fuori da Carossino, ancora Carossino, una facilità di tiro incredibile quella a disposizione di Lorenzo Carossino. Pugioni ancora sotto canestro a cercare Mosler, arriva un fischio del direttore di gara, la carrozzina di Mosler era andata giù, fallo di sfondamento, terzo di squadra per Cantù con 3:37 ancora da giocare. Filipski, c'è Pugioni tutto solo dall'altra parte, Filipski preferisce continuare ad intestardirsi, lo fa poi servendo Bandura, ancora Bandura, 2 secondi, Bandura, tiro difficilissimo, scoccato con una sola mano, palla che non arriva nemmeno dalle parti del ferro. E allora possibilità ancora per Cantù con Geninazzi, fuori da Papi, bello il pallone per Verdun, Verdun dentro il pitturato per Geninazzi, azione a smarcare Lorenzo Carossino, sbaglia ancora Carossino ed è anche l'ultimo a toccare, poi occhiataccia verso il signor Zamponi di Macerata. Che ovviamente non torna sui propri passi, si rimane sul 36-28 più 8 per Cantù. Allora Pugioni verso Filipski che si vede sputato fuori, un potenziale tiro da 3 punti. Fischio del direttore di gara. Tocca a Papi andare in lunetta, fuori il primo, dentro il secondo, 37-28 più 9 per l'Armata capitanata da Raurai. A proposito, Ahmed Raurai non è ancora entrato nelle rotazioni di coach Bernia, talentosissimo capitano, classe 84. Un secondo per concludere Filipski, preso fallo però sul tiro da 3 punti e quindi assisteremo
3 liberi a disposizione del 10 polacco. Sta cercando di spiegarsi il direttore di gara con Geninazzi. Possibilità per 3 liberi per Filipski, fuori il primo. Dentro il secondo, ne ha un altro Marek Mateusz Filipski. Mette dentro il terzo, girandosi anche prima che la traiettoria della palla sia arrivata a destinazione. È un giocatore geniale Mateusz Filipski. E il Porto Torres è un'ottima squadra che però troppe volte ha dovuto soccombere per la pochezza nelle rotazioni a disposizione di coach Sené. Giocano praticamente tutte le partite, tutte quante le partite, tutti i 40 minuti il trio polacco. Per ovvi motivi di stanchezza, la stanchezza alla fine viene a farsi sentire. Intanto qua il tentativo di tripla è stato da parte di Bandura, la palla è dall'altra parte verso Berdun che controlla, ancora Berdun per Papi, che bella palla di Berdun per Papi, 39-30 più 9 ancora per Cantù. Con 1 minuto e mezzo da giocare, Cantù gioca un basket bellissimo da vedere, veramente bellissimo. Merito tanto di coach Bernia quanto di tutti i ragazzi impegnati in maglia blu. Non vuole essere da meno però Porto Torres. Filipski, palla dentro verso Bandura che si gira in un nanosecondo e trova solo il ferro, il tabellone, un altro ferro e poi Geninazzi. Cantù avanti con Geninazzi, quanta facilità di corsa per Jack Geninazzi, si arrabbia Filipski. Avrebbero dovuto chiudere meglio. Cominciato l'ultimo minuto di questo secondo parziale, palla fra le mani di Bandura, c'è Pugioni, Bandura sceglie invece Filipski. Stesso Filipski, si fa vedere Pugioni dall'altra parte, eccolo servito, ha spazio per il tiro, sceglie di andare da Mosler, palla toccata e traiettoria deviata. 31 secondi da giocare, 17 per Cantù per chiudere, penultimo possesso del primo tempo. Berdun gioca fuori da Geninazzi, non prende la tripla Geninazzi, sceglie ancora Berdun, palla per Papi, ha giocato con tutto il cronometro, ha tirato a 1 secondo dalla fine Cantù. Una dei tanti punti di forza di questa squadra. 4 secondi per concludere. Ancora Bandura sotto per Mosler. Avrebbe potuto tentare qualcosa di diverso, non che sarebbe servito a qualcosa, perché il punteggio è di 43-30. Finisce così il secondo parziale. Noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo qui per il secondo tempo. Voi restate con noi. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Le vaccinazioni anti-HPV e anti-meningococco ti proteggono da malattie gravissime e letali. Visita il sito www.vaccinarsiinsardegna.org.
Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e Bosa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Stiamo per entrare, fra un minuto saremo dentro il terzo periodo, primi due a tinte blu, assolutamente a tinte blu. Il punteggio in questo momento è di 43-30, il primo parziale era finito, 21-19 sempre per Cantù che con un super Verdun ma con un quintetto in continua evoluzione sta trovando con facilità la via del canestro. Porto Torres che prova a difendersi, sta sicuramente andando meglio di settimana scorsa, la squadra allenata da coach Sené nonostante le defezioni. C'è da dire che la forza d'urto di Cantù sta avendo la meglio anche in questo terzo periodo. Mancano veramente pochi secondi, la partita sta per ricominciare, restate con noi, vedremo chi avrà la meglio. Ricordiamo anche che per Cantù è il match point per guadagnarsi la finale scudetto. Vincendo oggi Cantù si garantirebbe l'opportunità di giocare la finale. Tutto pronto, il primo pallone sarà per i bianchi allenati da coach Sené. Mosler, palla verso Mateusz Filipski. Tanto è entrato in campo anche Hamed Raourai. Abbiamo potuto apprezzare le gesta del numero 7 durante le Final Four di Coppa Italia, talento puro di questo sport. Hamed Raourai, intanto Geninazzi fuori da Papi, ancora Papi che va a sbattere sul primo ferro, il rimbalzo è favorevole ai blu. Allora Geninazzi non prende il tiro da 3, va ad appoggiarsi verso Verdun, palla per Giulio Maria Papi. Perfetto nel trovare i primi due punti di questo terzo periodo. 45-30, va col tentativo dalla lunga distanza Mateusz Filipski, non vi riesce. Allora palla perfetta sotto canestro per Papi che si appoggia al tabellone, trova il quarto punto su 4 segnati da Cantù in questo terzo periodo. Intanto in campo anche Santorelli, occhio perché il pallone andava verso
Dominic Mosler che ha subito fallo all'interno del pitturato. Primo fallo di squadra per Cantù. Semplice rimessa comunque affidata a Porto Torres. Pugioni, spazio per provare la conclusione, lo fa. Palla sputata fuori dal canestro. E siamo già dall'altra parte con Cantù improvvisamente a più 17, 47-30, i punti diventano 19, quelli di vantaggio che ha Cantù su Porto Torres. Sta provando e sta riuscendo ad ipotecare questa partita. Squadra allenata da coach Marco Bernia. Intanto Filipski ha visto qualcosa. Che bene non andava il direttore di gara, si accusa del fallo Raurai. È il secondo di squadra per Cantù in poco più di 1 minuto e 50. Palla verso Pugioni, Luca Pugioni. Sbaglia ancora Pugioni. Pessime percentuali al tiro per il vicepresidente giocatore di questa formazione. Palla verso Berdun. Al centro c'è Santorelli accompagnato da Papi. Palla proprio per quest'ultimo, va a sbattere contro il primo ferro. Berdun fuori ancora verso Giulio Maria Papi. Alla meglio la difesa di Porto Torres che esce con Mosler che è obbligato dalla potenziale infrazione di 8 secondi a liberarsi del pallone lanciandolo via. Palla verso Papi. Verdun fuori al pitturato ancora per Papi. Arriva un fischio del direttore di gara. Time out, noi prendiamo una pausa di 1 minuto, voi restate con noi. Torniamo in diretta, 7 minuti e 14 alla conclusione di questo terzo periodo. Ha cominciato meglio Cantù, portandosi sul 49-30. Più 19 per la squadra allenata da coach Bernia. Ha bisogno di una reazione istantanea Porto Torres se vuole dare un senso a questi ultimi 17 minuti da giocare. Filipski, ancora Marek Filipski, prova a girarsi, stoppato da un grandissimo Papi. Geninazzi, ancora Geninazzi, sta arrivando Berdun, 13 secondi per concludere. Geninazzi va a prendersi questo tiro. Disarmante la facilità con cui Geninazzi mette dentro il 51esimo punto di Cantù. 51-30, distanza che ormai sta diventando incolmabile. Mosler servito alla grande da Filipski, ancora Dominic Mosler. Pugioni alla meglio e si ritorna da Mateusz Filipski. Tutti chiusi dall'altra parte, deve inventare qualcosa Filipski, lo fa servendo Pugioni. Geniale pallone di Filipski, Bandura, anzi Mosler ha capito tutto. Mosler, bravissimo Dominic Mosler. 51-32, torna a più 19, che è anche il massimo vantaggio raggiunto, quello dei 21 punti ovviamente, il massimo vantaggio raggiunto da Cantù. Si ritorna
più 21, 51-32. Palla fuori per Puggioni, che ci ha capito poco all'interno del pitturato. Intanto ancora Berdun, fuori da Raurai. Spettacolare, spettacolare Ahmed Raurai. A disposizione tiro libero aggiuntivo dopo aver segnato in corsa il 55esimo punto per Cantù, che va a più 23. Rettifico, più 24, 56-32. Filipski. Fuori da Puggioni. Puggioni, stavolta anche sfortunato, bravo al rimbalzo, bravissimo al rimbalzo Mosler, perché va sottolineato la potenza sotto canestro sia in difesa che in fase offensiva per Dominic Mosler. Papi, Santorelli, troppo frettoloso nel tiro, aveva fatto benissimo la cosa difficile. Mosler verso Filipski. È entrato anche Kanu, se non andiamo errati. Sì, si tratta di Kanu nella fila di che è stato Porto Torres. Tanto Filipski si libera del pallone, prima che arrivi un fischio arbitrale si è portato fuori la palla. Marek Filipski, sicuramente il migliore dei suoi, un po' in fase calante come tutta Porto Torres dal secondo parziale in poi. Geninazzi fuori da Berdun, palla sotto per Raurai, arriva Santorelli prima di tutti, c'è ancora una volta Geninazzi si appoggia a Raurai, fuori di pochissimo il tentativo del numero 7 Raurai. Filipski per Mosler, che in mezzo a 4 avversari ha provato ad andare a canestro, non vi è riuscito. Allora potenziale 3 contro 3 orchestrato da Geninazzi, fuori per Papi, non arriva la chiusura di Mosler, importantissimo però Dominic Mosler anche in fase di disturbo. Qui Santorelli non riesce a mantenere possesso per Cantù, sarà semplice rimessa a 3:33 dalla fine per Porto Torres, dalla fine ovviamente di questo terzo periodo. Palombella fantastica servita per Kanu, che ha preso fallo, terzo anche per Cantù. Fallo è su Raimondo Kanu, dalla particolare carrozzina color verde fluo. Arriva un altro fischio del direttore di gara con il gioco che era appena ripreso, palla fra le mani di Filipski, si fa vedere veloce. Eccolo servito, veloce, si riappoggia al proprio numero 10, la palla va dentro per Moser, bellissima azione di Porto Torres. Puggioni si è smarcato alla grande. Siamo già dall'altra parte però con Geninazzi, stesso Geninazzi va dentro per Papi, che sbaglia il tiro ma prende il rimbalzo. Altra opportunità per Cantù, fallo su Berdun se non andiamo errati.
Palleggio in lunetta del terzo periodo per Damian Adolfo Verdun, che mette dentro il primo, dentro anche il secondo, più 22. Poi lasciano il campo il 4 e il 5, Papi e Geninazzi, dentro Carossino sicuramente, e anche Ian Sagar, se non andiamo errati. No, perché in campo ci sono, anzi è De Maggi, non Sagar, è De Maggi. Intanto ne approfitto per scusarmi con tutti coloro che ci stanno ascoltando. Carossino non si chiama Lorenzo, ma si chiama Filippo, ovviamente. Errore tutto mio. Intanto qua va dentro ancora una volta Filipski per il 38esimo punto di Porto Torres, la maggior parte segnati dal 10 polacco Filippo Carossino. Fuori da De Maggi, ancora Carossino, dentro per Verdun, sotto canestro per Raurai che si allunga e la tiene, la offre a Santorelli che spreca. Allora, punteggio che rimane invariato con il più 20 per Cantù, va a cercare la tripla. Filipski, il rimbalzo è per Canu, 2 punti, Raimondo Canu. 2 sono anche i minuti da giocare rimasti nel terzo periodo. Filippo Carossino, fuori da Verdun, fischio del direttore di gara. 4 falli a testa per le due squadre. De Maggi torna da Verdun, fuori ancora per Carossino. Carossino ha spazio per tirare. Carossino stavolta colpisce solo il primo ferro. Filipski, poche alternative, sceglie di andare a canestro. Mateusz Filipski stavolta è più fortunato, 58-42. Carossino in posizione di play, organizza lui l'attacco di Cantù andando a cercare Verdun che gioca benissimo con il tabellone. Adolfo Damian Verdun, incomprensione Canu Mosler, palla passa fra le mani di Filipski. Non oso immaginare quale sarebbe stato il punteggio se in campo non ci fosse stato il 10 polacco. Verdun, 38 da giocare. De Maggi, fuori ancora da Verdun, si trova una meraviglia i due. Filippo Carossino, fuori per De Maggi che spreca anche lui, spreca tanto sotto canestro Cantù. Stavolta la palla è per Porto Torres, che ha 24 secondi a disposizione per la propria azione e 26 da giocare. Pugioni, ancora palla per Canu. Bellissimo, bellissimo il servizio per Filipski. 62-44, meno 18, arriva adesso la terza sirena che sancisce la fine del terzo periodo. Finisce 60-44, restate con noi per il quarto parziale. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa, torniamo qui pronti per l'ultimo periodo. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Rieccoci, ve lo ricordiamo, il punteggio è di 60-46, stiamo per raccontarvi l'ultimo periodo. Ha reagito bene Porto Torres nel terzo parziale alla macchina perfetta che si sta dimostrando di essere in questo momento Cantù, che con tranquillità, senza neanche spingere troppo, si ritrova davanti di 14 punti a 10 minuti alla fine. Subito Verdun, stavolta non è fortunato come in precedenza. Ci ha provato Filipski, finito con un nulla di fatto. Intanto contropiede per Verdun. Sarebbe una notizia se sbagliasse da lì. Adolfo Damian Verdun fa 62-46 più 16. Filipski, 13 per concludere. Palla verso Canu, ancora Raimondo Canu. Arriva un fallo fischiato dal direttore di gara. Primo viaggio in lunetta della partita anche per Raimondo Canu. Fuori il primo. Fuori anche il secondo, più sfortunato nella seconda realizzazione Raimondo Canu. Allora Verdun, servito da Carossino, palla fuori per De Maggi, ancora Carossino, gira benissimo il pallone Cantù. Carossino, fuori per De Maggi, solo il ferro per Simone De Maggi. L'ultimo a toccare è un giocatore di Porto Torres, rimessa affidata, quindi ancora una volta la brillante 84 Cantù, che avrà 14 secondi per concludere la propria azione d'attacco. Carossino, tanto spazio per concludere, sbaglia raramente, oggi qualcosina non l'ha messa. Di sicuro non è questo il caso. 64-46 più 18. Palla verso Mosler, anzi si trattava proprio di Dominic Mosler. Scelta sbagliata di Filipski, dall'altra parte c'era tutto solo Luca Puggioni. Verdun non va per la tripla, sceglie di andare da De Maggi, si torna da Carossino. Carossino verso Verdun, fa buon gioco anche Raurei in blocco, palla fuori per Carossino, bravissimo, è molto caparbio Filipski, antisportivo.
Antisportivo fischiato da Simone De Maggi ai danni di Filipski, quindi 2 liberi e possesso per Porto Torres. Fuori il primo di Filipski, che quando non contava l'ha messo dentro. Fuori anche il secondo, sbaglia 2 su 2. Marek Filipski, iniziano a scemare le possibilità di Porto Torres. Mancano 8 minuti, sono gli ultimi 8 minuti della stagione di coach Sené e compagnia. Intanto c'è un problema alla carrozzina di Kanu. È venuta fuori una ruota. Si ricomincia. Con Filipski, in possesso Filipski, palla fuori per Raimondo Kanu. C'è Pugioni ma non si fa vedere. Allora ancora Filipski, perfetto il servizio di Kanu, 9 secondi per concludere. Ancora Filipski va a prendersi un tiro difficilissimo, diventa un assist per Filippo Carossino, che sbaglia il tocco per Adolfo Damian Berdun. Frenesia, cattiva consigliera di Carossino in questo caso. Palla a Porto Torres, punteggio ancora sul 64-46, 7:37 da giocare. Veloce, palla per Kanu. Ancora Raimondo Kanu, fuori da Filipski, un pallone intelligente. Ancora Filipski, 4 secondi per concludere. Lo fa con un tentativo di Noluca. Ancora Kanu, stavolta Santorelli ha capito tutto. Poi De Maggi, dentro per Filippo Carossino. Dall'altra parte Raurai, servito Raurai. È una sentenza Ahmed Raurai. 7 minuti da giocare, 66-46. Kanu, non è servito Pugioni, palla invece per Filipski, che si arrabbia proprio con Raimondo Kanu. A gioco facile Carossino, che non sceglie di concludere, non in un primo momento, lo fa in un secondo. Trova altri 2 punti in questo quarto parziale per la Brianza Cantù. Pugioni, dentro da Dominique Mosler. Si resta sul 68-46, non va a buon fine il tentativo del polacco Mosler. Berdun dall'altra parte per De Maggi, si fa vedere Santorelli. Santorelli si va a prendere questo tiro. Santorelli fino alla fine no, sceglie di andare da De Maggi. Perfetto Simone De Maggi, solo rete. Filipski, palla per Kanu, c'è dall'altra parte veloce. Kanu mantiene possesso e torna da Filipski. Una bellissima palla di Kanu per Filipski. Dorme un po' la difesa di Cantù. Si trovano i due. Ci saranno dei meccanismi da affinare sicuramente. Per quanto poco Kanu abbia giocato, i due si trovano e si trovano bene. Intanto De Maggi, stavolta a primo ferro. Filipski, un coast to coast da una parte all'altra, poi sotto canestro per Mosler, che fa 50-70, meno 20 per Porto Torres, che comunque davanti ai propri tifosi non vuole assolutamente perdere quantomeno la faccia con un punteggio troppo pesante. Carossino, non sbaglia mai Carossino, 72-50. Fallo
su Filipski, è il secondo commesso da Cantù in questo quarto periodo. Fuori Carossino e Santorelli, dentro Geninazzi sicuramente. E anche Mariana Perez. Anzi, si tratta di Laura Morato, non di Mariana Perez, con la maglietta numero 16. Filipski. Non va il tiro da 3 punti. E allora Geninazzi, c'è fallo di Filipski. Lascia il campo. Tra gli applausi del proprio pubblico, Marek Filipski rientra Krzysztof Bandura. De Maggi fuori per Verdun da Geninazzi. 74-50 più 24 per Cantù. Tanto facile. Sta trovando bucare la difesa di Coach Sene. Palla bella per Mosler, su una ruota Mosler ha preso fallo. Va in lunetta anche Mosler. Ricordiamo, punteggio sul 74-50, mancano 3 minuti e 49 alla fine di questa seconda semifinale playoff. Si sta garantendo con una prestazione sontuosa la partecipazione alla finale Cantù. Geninazzi dall'altra parte per De Maggi, 10 secondi per concludere. De Maggi, c'è Raurai a rimbalzo, fallo di Mosler secondo il direttore di gara. È un fallo su tiro, quindi 2 liberi per Raurai. Dentro il primo. Corto il secondo, allora più 25, nuovo massimo vantaggio per formazione quest'oggi ospite di Porto Torres. Bandura dovrà organizzare lui le azioni di Porto Torres con Filipski in panchina. Puggioni affrontato da Laura Morato. Palla la recupera in qualche modo Cantù. Palla per Verdun. De Maggi. Ancora De Maggi, dall'altra parte c'è il tentativo da parte di Geninazzi. Non riuscivamo a scorgere il numero di maglia del numero 5 Jack Geninazzi. Intanto già dall'altra parte con Mosler. Devastante Mosler sotto canestro. 75-52 comunque il punteggio fino a questo momento. 2:25 da giocare. Ancora Geninazzi, anzi stavolta si trattava di De Maggi, che ha provato con il tiro dalla media distanza. Palla comunque ancora a disposizione dei canturini. Verdun per De Maggi, ancora De Maggi, becca il ferro, il rimbalzo è recuperato da Matteo Veloce. E allora Mosler, Veloce fa da blocco.
Ancora Mosler, 11 secondi per concludere. La palla è fuori per Bandura. Bandura con una mano. Avrebbe meritato più fortuna. Palla sputata fuori dal cestino. Verdun sotto canestro. Ha perso un tempo di gioco Adolfo Damian Verdun, non riuscendo quindi a trovare il tabellone e il 77esimo punto di Cantù. Bellissima palla recuperata da Verdun, che può farsi perdonare. Ancora Verdun. 77-52, tornano a essere 25 le lunghezze fra le due squadre. L'ultimo minuto e 25 del campionato di Porto Torres. Vedremo, ci sarà spazio anche per Zicchi, che non ha giocato fino a questo momento. Vedremo cosa sceglierà coach Senè. Tanto arriva un fischio del direttore di gara. Palla è ancora per Porto Torres. Liberi per Mosler. Fuori il primo. Corto anche il secondo. Quindi si resta sul più 25 Cantù, con Verdun pronto all'ennesima azione d'attacco dei suoi. Gelinazzi per Laura Morato, sbaglia ma prende il rimbalzo. Ancora Morato, bravissima ad andare da Raurai. Fuori da Verdun. Vediamo se sceglie di andare per la tripla. No, andava da De Maggi. Palla l'ha recuperata Canu per Porto Torres. Poi Mosler e Bandura. Non c'è fallo su Raurai, si continua a giocare. Ancora Mosler, coast to coast di Dominic Mosler. Bravo con la mano destra a trovare il 54esimo punto di Porto Torres. Mancano 40 secondi, punteggio sul 77-54. Geninazzi da 3 punti, palla sul ferro, poi il tabellone e infine Raimondo Canu. Mosler. La partita può considerarsi finita. Mancano 5 secondi. Saluti di circostanza come in questi casi. Arriva adesso l'ultima sirena. Vince Cantù con il punteggio di 77-54. Vittoria meritatissima per la franchigia di coach Bernia, che ha distrutto la partita a partire dal secondo quarto. Esce a testa alta Porto Torres, potrà recriminare per i pochi cambi a disposizione di coach Senè. Resta il fatto che Cantù è una corazzata, è la squadra che più di tutte ambisce a vincere il titolo del campionato italiano. Io ringrazio Andrea Farris per immagini e regia, ringrazio anche voi per essere rimasti in nostra compagnia. Linea allo studio e grazie. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.